precedenti. Quindi erano importanti lingue. Terzo elemento di novità riguarda un'area dedicata agli operatori, quindi attraverso un punto di vista normativo, le opportunità dal punto di vista avere pressoché in tempo reale, sviluppando attraverso una precisa delle presenze turistiche dei singoli operatori attraverso un strumento informale la presenza di turisti sul nostro territorio. Struttura e andremo a favorire così l'operatore perché andremo a semplificare questo passaggio. Ovviamente potrà essere utilizzata anche come motore di ricerca per offrirsi da un punto di vista dell'informazione, speech, da un punto di vista culturale, da un punto di vista così. Questa è la fine di vedere le foto. Avete visto, le novità non sono poche, per evitare la pagina di home page che oggi nella parte visual ha una mappa e questa mappa è stata via via aggiornata. Tra queste, non ultima, sono abituati ad adoperare. Ci sono nuove sezioni, come dicevo, nuovi contenuti che hanno arricchito il portale. All'Expo radice fondamentale che è il Veneto, quel Veneto che nell'animo della 14 che si presenta nel 2015 vuole essere rafforzare questo elemento aggregativo dei territori, perché il Veneto quindi mantiene la sua genesi, la sua fedeltà alla ispiratrice, e credo che questo aggregare i territori e di farli vedere al mondo nella sua Veneto hanno la possibilità di avere